Oggi presentazione ufficiale del libro Le mani in pasta qui a San Leone, un libro sicuramente interessante dove traccia molti spunti. Quali? Il libro è Le mani in pasta, tratta dei disturbi dell'alimentazione nell'infanzia ed è a cura di Laura Dalla Ragione e Paolo Antonelli. È un libro interessante perché è costituito da tanti saggi e pochi libri ci sono in giro che parlano e che sono stati pubblicati dei disturbi del comportamento alimentare nei bambini. Sono disturbi, diciamo, che vengono trascurati perché sottovalutati, per esempio il rifiuto del cibo, lieve proteste quando si mangia, oppure la selettività del cibo da parte del bambino. Tutti questi sintomi, che sono già dei veri e propri sintomi, vengono trascurati, sottovalutati, come spesso avviene nel bambino. Non viene data dignità a questi sintomi, che invece sono i sintomi precursori di un possibile disturbo, strutturarsi di un possibile disturbo appunto del comportamento alimentare e dell'alimentazione. E quando arrivano poi a noi, arrivano in adolescenza o arrivano in età più adulta, maggiorenni, e già il disturbo si è strutturato, perché il disturbo alimentare è un disturbo psichiatrico che si innesta nel corpo, non resta nella mente, ma è un disturbo psichiatrico che attraverso il cibo distrugge il corpo. Questo libro sicuramente non è rivolto soltanto agli esperti del settore, ma è rivolto a chi è interessato ad approfondire e ad affrontare questo tema importantissimo, i disturbi alimentari in generale e nello specifico il disturbo di alimentazione selettiva. È un libro che racconta non soltanto aspetti tecnici, ma quello che abbiamo voluto raccontare è proprio la storia di questi bambini e delle loro famiglie. È un libro rivolto non solo agli esperti del settore, ma soprattutto a tutte quelle persone che vogliono saperne di più dei disturbi selettivi dell'alimentazione che riguardano una popolazione così particolare come quella dei bambini e degli infanti. È un libro che servirà di sostegno, che sarà di sostegno per le famiglie soprattutto, che hanno, diciamo, questo problema, e sarà un libro soprattutto di facile consultazione, quindi anche il non esperto sarà in grado di leggerlo e di comprenderlo con facilità. Un'iniziativa che si inserisce tutto in un percorso. Noi normalmente organizziamo dei cineforum, però le problematiche che magari affrontiamo nel cineforum poi le approfondiamo con degli eventi. Per ora il tema di quest'anno del nostro cineforum è il disagio giovanile. L'incontro di oggi affronta proprio il tema del disagio in età prepuberale per quel che riguarda l'alimentazione. Un disagio che si va diffondendo sempre di più, di cui forse non abbiamo l'esatta contezza, ma i tempi cambiano e anche determinate problematiche che prima non riguardavano questa fascia d'età oramai tendono ad estendersi pure a questo livello.